Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare e commentare insieme una partita ma soprattutto dovrai trovare le mosse giuste ad un certo punto, giocata col nero dal grande William Steinitz, che è considerato il padre degli scacchi moderni, proprio perché ha introdotto il concetto del gioco posizionale, un concetto che oggi sta proprio alla base della pratica scacchistica. È definito da molti il Michelangelo degli scacchi, dato appunto la sua dedizione per questo gioco. Garry Kasparov ha detto di lui: il suo insegnamento ha segnato un punto di svolta nella storia degli scacchi. Quindi stiamo parlando di un personaggio incredibile, nonostante sia vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900. Andiamo a vedere com'è andata la partita. Il suo avversario si chiama English col bianco e col nero Steinitz. Andiamo a vedere com'è andata la partita. Chiaramente, insomma, la teoria magari non sarà perfetta quanto quella di oggi, ma è interessante. Cavallo C6, alfiere B5. Ora qui, come ben sai, in questa spagnola ci sono tantissime possibilità per il nero. Può spingere a 6, che è la continuazione in assoluto principale. La seconda principale è cavallo F6, ma ce ne sono tante altre. C'è G6, c'è cavallo in E7, ce ne sono tantissime. Qui viene giocata G6. Lo scopo di questo tipo di spinta sta quello nel posizionare il proprio alfiere in fianchetto e dato che il cavallo in G non è ancora stato posizionato, quindi non è né in F6 né in E7, è molto, diciamo, dinamico, potrà scegliere a seconda della situazione dove posizionarsi. E questa è molto carina, questa variante. D4, il bianco cerca di prendere subito il controllo del centro e adesso E per D4. La continuazione con la cattura del cavallo andrebbe in questo modo: cattura, cattura, cattura. Adesso c'è la donna che ha questa diagonale aperta, quindi non possiamo mettere l'alfiere in fianchetto, siamo costretti a giocare una mossa di questo tipo, ma su questa mossa c'è E5 molto forte e qui il bianco onestamente si trova in una buonissima situazione, motivo per cui bisogna catturare con il pedone e non con il cavallo. Cavallo per D4, alfiere G7, si continua lo sviluppo e alfiere in E3. Fin qui tutto tranquillo, tutto normale. La partita prosegue con cavallo F6. Ti faccio vedere che cosa sarebbe potuto accadere se il bianco avesse catturato su C6. A questo punto B per C6, alfiere C4, alfiere 7, per esempio, cavallo C3, D6, arrocco, alfiere N6 con posizione di parità. Ma torniamo a noi, quindi cattura, alfiere G7, alfiere 3. Ok, questa era la posizione di prima. È il turno del nero che, come ti dicevo, questo tipo di manovra è buona perché il cavallo non ha ancora scelto dove andare, perciò è molto dinamica. Infatti ora decide di andare in F6 facendo pressione su questo pedone centrale. L'altra possibilità chiaramente era quella di andare in E7, cavallo C3, a rocco corto, con gioco assolutamente tranquillo. Ma torniamo a noi col nostro cavallo F6, cavallo C3, a rocco corto. E adesso guarda un po' che mossa ti piacerebbe giocare col nero. Pensaci un attimino, se hai bisogno metti anche in pausa il video, io ti lascio comunque un 10 secondi per pensarci, dimmi un po' che mossa ti interessa. Ok, qui la mossa che è stata giocata in partita è cavallo in E7, con l'idea di andare a supportare la spinta del pedone in D. Un'altra idea è quella di giocare cavallo G4, andando ad attaccare questo alfiere. Tu dirai, ma cavoli, ma c'è questo cavallo sotto che può essere preso dalla donna. Infatti, donna per G4. Ora però, dato che il cavallo si è tolto da qui, ha aperto il raggio d'azione dell'alfiere, quindi cavallo per D4, alfiere per D4, alfiere per D4, torre in A va in D1, alfiere per C3, pedoni doppiati, D6
la donna ora è sotto fuoco dell'alfiere Campochiaro, donna G3, donna E7 e qui insomma la partita è assolutamente giocabile con posizione pari. Ma torniamo alla nostra posizione iniziale che invece è cavallo in E7. Su cavallo in E7 il bianco gioca donna in D2 mettendo in comunicazione le torri, ricordiamoci che è un'operazione importantissima questa. E adesso quale mossa giocheresti? Beh, se siamo coerenti col piano che abbiamo giocato, bisogna giocare D5. Adesso è per D5, cavallo in E per D5, cavallo per D5, donna per D5. E adesso alfiere in E2. Ok, è il turno del nero che gioca, vediamo un po' se riesci a trovare una mossa buona adesso per il nero. Ripeto, se hai bisogno metti in pausa il video, io comunque ti lascio 10 secondi per pensarci che cosa giocheresti ora con il nero. Ok, la mossa corretta è cavallo G4. Se hai pensato a torre 8 va bene, anche questa è una mossa buona. Se hai pensato, ops, ho fatto un casino, ok. Se hai pensato cavallo in E4, in realtà dopo donna D3 non si sa bene cosa fare, anzi c'è alfiere F3 che potrà dare noia in futuro, no? Quindi le migliori sono cavallo G4 e torre in E8. Cavallo G4 adesso praticamente costringe il bianco a dare il proprio alfiere per il nostro cavallo e a questo punto ci ritroviamo con la famosa coppia di alfieri. Devi sapere proprio che a livello proprio pratico la coppia di alfieri è definita un vantaggio, a maggior ragione se siamo in un gioco aperto. E qui siamo in un gioco aperto, guarda qua, mancano tutti i pedoni centrali, questi alfieri hanno delle diagonali devastanti, quindi il vantaggio del nero è incredibile. Dopo questo cambio il computer dà proprio un vantaggio al nero, proprio perché c'è questa coppia di alfieri che è fondamentale. E più questi alfieri sono ravvicinati e più questi alfieri sono fortissimi. È il turno del bianco che gioca cavallo B3. E ora che cosa giocheresti? Metti anche in pausa, ti do 10 secondi. Ora si può tranquillamente o spostare la donna oppure procedere come nella partita nel cambio di donne, con l'idea di arrivare in un finale superiore, proprio perché siamo in posizione aperta e abbiamo la coppia di alfieri. Adesso che cosa giocheresti? Dai, dai! Ok, qui ci sono varie possibilità. Questa alfiere per B2 è sbagliata. Perché? Perché gli regaliamo questo tempo al nostro avversario che ci minaccia l'alfiere e dopo aver spostato l'alfiere facciamo entrare gratuitamente in settima traversa la torre avversaria che pian pianino potrà provare a pappare tutti i nostri pedoni. Quindi questa è sbagliata, questa non ci provare. L'altra che potrebbe venire spontanea è alfiere in F5 con l'idea di attaccare questo punto, adesso lo devi difendere o spingere e creare così una debolezza su questa casa. È una buona idea, ma prima di tutto ciò ricordati sempre di portare tutti i pezzi all'attacco. Torre in A, va in D8. Tutti i nostri pezzi devono contribuire all'attacco. Ok, dopo questa mossa segue la spinta di questo pedone per appunto fermare questa lunga diagonale del nostro alfiere. Torre in F va in E8. Adesso anche l'altra torre entra in gioco e si minaccia proprio un tatticismo, cioè io ti catturo l'alfiere, tu catturi col pedone e adesso ti catturo il cavallo e così ho dato una torre per due pezzi leggeri con guadagno. Il cavallo si sposta per evitare questo tatticismo e adesso ancora una volta che cosa giocheresti con il nero? Stoppa il video, poi ti do la soluzione.
Ok, una cosa che devi cercare sempre di evitare, quando è possibile, è l'attività dei pezzi avversari. Quindi, in questo caso, la mossa corretta in assoluto è B6. B6 controlla al meglio queste case, che sono poi le case d'accesso dell'avversario, del cavallo avversario. Quindi mettere fuori gioco un pezzo avversario con una semplice mossa di pedoni è molto forte. In più, il pedone avversario è scuro. Se noi mettiamo tutti i pedoni su casa scura, in realtà andiamo a creare un solido muro contro questo alfiere. H3 è la mossa del bianco, adesso semplicemente c'è la ritirata in E6, torre in F va in D1 e adesso che cosa giochi? Pensaci bene. Ok, questa mossa qui non so quanto sia buona onestamente. È una mossa che può venire abbastanza spontanea da giocare, ma la mia domanda è perché regalare il controllo di una colonna al tuo avversario? Ora tu non puoi più piazzarci una torre qui. Ora è vero che questa torre non potrà entrare né in ottava, né in settima, né in sesta, perché sono tutte case ben controllate da noi, però comunque quando si può evitare si evita volentieri. Quindi dopo questa mossa, la mossa migliore è C5. Ancora una volta C5 mina l'attività di questo cavallo che non può fare più un Kaiser. Alfiere G5 minacciando la nostra torre e adesso ancora una volta dimmi che cosa giocheresti con il nero. Metti in pausa il video. Ok, sto per darti la soluzione. Qui viene ancora una volta spontanea l'idea di cambiare le torri. Però abbiamo sempre lo stesso problema, che diamo il controllo della colonna D al nostro avversario. In questo caso una mossa buona è senza dubbio F6. È vero che F6 ci rovina la struttura pedonale dell'arrocco, è vero che F6 ci rende cieco questo alfiere, ma è vero che questa sarà una spinta provvisoria. Adesso dopo alfiere F4 la partita continua con re in F7 e ora ci sono varie idee per supportare l'attacco dei propri pedoni verso l'ala avversaria. Re F3, scusami, pedone F3 e adesso G5. G5 si minaccia l'alfiere, qui il nostro avversario ci regala ci regala il controllo della colonna, torre per D8 e alfiere E3. A questo punto H6 con l'idea di spingere finalmente in F5 ed eventualmente spingere anche in F4 e questo alfiere torna ad avere vita. Torre in E1, F5 e chiaramente il bianco deve assolutamente impedire questa spinta del nero perché sarebbe troppo e ripeto troppo forte. Quindi gioca F4 con l'idea anche di rompere la struttura pedonale del nero, perché se adesso il nero cattura si ritrova poi con questi due pedoni isolati. Quindi che cosa giocheresti adesso col nero? Pensaci un attimo. Ok, una possibilità è senza dubbio G4, però qui in partita è stata giocata alfiere F6, poiché dopo un cambio possiamo ottenere questa posizione molto buona. Il bianco invece gioca G3 e adesso che cosa giochi? Dai, pensaci bene. Va bene, visto che adesso questa posizione diciamo un po' immobile sull'ala di re, possiamo iniziare a pensare a iniziative sull'ala di donna. Adesso è il turno di A5. Questi pedoni sono già forti di loro, l'unico pedone che non stava lavorando era proprio il pedone in A7, adesso si minaccia la spinta in A4 e anche probabilmente in A3, dopodiché si farà leva su questo pedone che dovrà catturare o spostarsi, dopo che questo pedone si sarà spostato o avrà catturato, quest'altro pedone sarà debole. Guarda un po' su quale diagonale si trova, su quello del nostro alfiere. E qui ancora una volta
la coppia di alfieri si fa sentire per la sua forza totalmente. Questo cavallo si sposta, va in C1, segue A4, tutto secondo i piani, A3 per impedire e guarda un po' quanti bei buchini si sono andati a creare per il nostro alfiere chiaro. Si sono indebolite tutte queste case che adesso andiamo a controllare. Alfiere C4 per evitare manovre di cavallo. Il cavallo senza il nostro alfiere si sarebbe potuto venire qui, avrebbe potuto poi infilarsi magari in situazioni strane. Invece alfiere C4 io domino completamente il tuo cavallo e non si potrà muovere. Oddio, potrà andare comunque in E2, ma non si capisce poi dai due quale manovra potrà fare per essere attivo. È il turno ora del bianco che gioca re in F2. Adesso qui Stanis giocò G per F4, una mossa strana. Una mossa strana era senz'altro meglio re G6, mossa più solida. Comunque, dopo G per F4, alfiere per F4 e adesso alfiere G5. Qui il bianco avrebbe potuto giocare qualsiasi cosa, invece ci fa questo regalo unendoci i pedoni. Oh, grazie mille. E adesso re in E3. Mi dici che cosa giocheresti adesso in questa posizione? Metti anche in pausa il video se vuoi, ti lascio 10 secondi. Ok, se hai pensato a torre in E8, scacco ed eventualmente il cambio delle torri, eh, questa è un'idea che dobbiamo fare fra poco, non subito. Prima di fare ciò, dobbiamo avanzare con il nostro re. Quindi re in F6, H4, cambio, cambio. Ora che siamo avanzati, che la struttura di qui dei pedoni è più chiara, torre in E8, re in F2, cattura di torre, cattura di torre. E adesso che cosa giocheresti? Questo è importante, siamo in un finale, in che modo si vince questo finale? Ok, qui bisogna essere, diciamo, degli esperti di finali di pedoni all'interno dell'Accademia, nei nostri incontri con gli studenti abbiamo esaminato tantissime volte questi tipi di finali di re e pedone e la mossa corretta è re in E5. Sarebbe sbagliato una mossa come re G6 poiché permette queste manovre qui. Esempio, scusami, re anche G3. E adesso che succede? Niente, non succede assolutamente nulla. Quindi si entra in posizione pari. Mosse come F4 anche non portano a nulla perché cavallo in E2, re in F5, H5 e adesso c'è questo cavallo che punta su questo pedone e se noi andiamo via per catturare quel pedone perdiamo il nostro di pedone. Allora sarebbe da cambiare l'alfiere, però cambio di alfiere, re qui e adesso se noi ci allontaniamo semplicemente il re è qua, adesso noi catturiamo qua, oddio, anzi adesso non solo non pareggiamo, ma perdiamo la partita, perché? Perché il suo re riuscirà a farci da schermo e riuscirà ad entrare per primo a catturare questi nostri pedoni che sono deboli. Quindi qui addirittura perdiamo la partita. La mossa corretta è perciò re in E5. Ora conoscerai, se non la conosci ti consiglio di andarla a studiare, di guardarla, la regola del quadrato che dice il pedone ha 1, 2, 3, 4 case alla promozione. Quindi si costruisce un quadrato 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, questo è il quadrato disegnato da questo pedone e il nostro re è all'interno di questo quadrato. Quindi se il tuo re è all'interno del quadrato significa che è assolutamente in tempo per fermare questo pedone. Quindi non bisogna aver paura di re in E5 perché è assolutamente dentro il quadrato. Adesso la partita continua con cavallo in E2. Ora sì che ci vuole il cambio. E adesso dove metteresti il re? Pensaci bene.
Oh sì, re in F4, certo, 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 certo. E ora C4. Ora, è chiaro che il re nero ha l'idea appunto di andare a catturare questo pedone. Con re F2 si perde ulteriormente un tempo, per esempio re G4, re in E3. Ora, se catturiamo qui è un grave errore perché abbiamo già visto che c'è questa. Ma qui semplicemente abbiamo F4 come spinta. Il re è costretto ad andare qui e adesso possiamo tranquillamente catturare e ci troviamo in questa situazione dove possiamo perdere dei tempi, il re avversario andrà in Zugzwang, cioè non avrà più mosse disponibili e poi perderà la partita. Quindi su re F4 invece viene giocata C4, re G4, re in E3, F4 come abbiamo già visto nella variante di prima, re in E4, F3 e adesso niente, c'è poco da fare. Re G3, poi si spingerà questo pedone, si arriverà sicuramente prima di questo pedone a promozione e così si vinse la partita. Bene, spero che tu sia riuscito a trovare un po' di mosse di quelle giocate dal grande Steinitz e spero che se tu invece abbia trovato delle mosse diverse abbia capito il perché quelle mosse non andavano bene. Questo è molto importante. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video, sempre qui su Mattoscacco. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!